Ciao amici, ci troviamo al Passo della Bocchetta. Il Passo della Bocchetta è un valico proprio al confine tra Liguria e Piemonte. Era molto usato un po' di tempo fa, proprio per transitare dal Piemonte alla Liguria. Ora poi ne hanno fatti altri, i Giovi, eccetera, eccetera. Dal Passo della Bocchetta la nostra meta di oggi è il Monte delle Figne. È un'escursione aperta dove si possono ammirare vari paesaggi, il mare, si può ammirare anche, che proprio ce l'ho qua davanti, la Madonna della Guardia e molte altre panoramiche. Ora, come vedete, sono seduto su una panchina gigante. Questo è un po' un'area picnic del Passo della Bocchetta. E qui è stata a luglio 22, è stata inaugurata questa panchina gigante, un po' come attrazione per questi luoghi. Mm? Ok, allora iniziamo la nostra camminata. Eccoci. Allora, siamo arrivati in un punto. Come va? Bene, Mm. Lauretta? Bene, benissimo. perfetto. Allora, siamo arrivati in un punto al Passo Mezzano, metri 1066. Ora dobbiamo proseguire nella di qua, verso sinistra. Ci vuole circa un 20 minuti ancora per arrivare alla cima, però ormai ci siamo. La parte più difficile, diciamo che è stata fatta, va? Mm? Ok, ormai la meta è quasi raggiunta. Andiamo. Eccoci, Laura, siamo arrivati. Allora, qua c'è l'insegna, Monte delle Figne, 1171 metri. Eccoci qua. Lì c'è la croce, adesso andiamo a vedere. Intanto qua c'è una sorpresa, che abbiamo una cavallina col suo figlioletto, col suo puledrino. Vediamo un po' se non disturbiamo troppo. Ci avviciniamo. Ecco qui, la cavallina col suo puledrino. Ci siamo, cima del Monte delle Figne. Ottimo, panorama spettacolare. Da una parte si può ammirare il mare, non solo, lì ci sono anche i laghi del Gorzenta. I laghi del Gorzente. Uno è un po' secco e poi spostandosi un pochino tutta l'estensione della pianura padana. Allora raga, tutto a posto? Laila? Bene. Ci siamo, anche questa meta è stata raggiunta. È arrivato il momento di pranzare, l'una è quasi mezza e siamo tutti affamati. Laila, fame? Buon appetito. Buon appetito!
Buon appetito! Escursione bellissima. Da una prima parte, siamo verso il versante del Mar Ligure, una vista mare bellissima. Poi, arrivato più o meno al passo Mezzano, anche un po' prima, abbiamo la vista dal lato del Piemonte con la pianura padana. Estremamente suggestivo e molto bello. Allora, per fare questa escursione bisogna dirigersi verso Ponte Decimo, Campo Morrone. In centro di Campo Morrone, sulla destra, c'è proprio l'indicazione Passo della Bocchetta. Si va sino a su, si arriva proprio al Passo della Bocchetta, è proprio indicato, si posteggia e guardando la strada verso la provincia di Alessandria, sulla sinistra inizia un pezzo di carrabile che arriva fino a un certo punto e poi diventa sterrato. Ok, le indicazioni sono molto precise, si prosegue, si va su fino ad avvistare, poi si vede a vista da lontano questa croce di metallo su un piedistallo di cemento. Ok, bene. Allora, direi che anche oggi è andata bene, il tempo ci è stato favorevole. Vediamo un pochino i compagni di viaggio come sono. Tutto bene? Tutto bene. Perfetto. Ciao. Stanchi? Siete stanchi? Abbastanza. No. Ok, allora benissimo, ci vediamo poi alla prossima avventura. Ciao a tutti! Ciao.